Questa è l'artiglieria. Ma da dove vuoi che possano sparare con l'artiglieria? Ma no, ha ragione. Non sono bombardamenti, è artiglieria. Quella dei russi. Che bel regalo di compleanno. Che sta succedendo? Da dove vengono questi colpi? Mein Führer, posso augurarle buon compleanno. Mein Führer, il centro di Berlino è sotto il fuoco dell'artiglieria. Bersagliano con granate alla porta di Brandeburgo, il Reichstag e la stazione di Friedrichstrasse. Ma da dove sparano i cannoni? Mein Führer, non si sa, ne parlavo con Kohler. Kohler? Diame Kohler. Kohler, lo sa che Berlino è sotto il fuoco dell'artiglieria? No. Ma come? Non le sente le cannonate? No, io mi trovo a Wilpark-Werder. La città è sotto attacco. I russi devono aver preso un ponte ferroviario sull'Oder. Il nemico non ha batterie ferrotrasportate sull'Oder. Non è fuoco di cannoni a lunga gittata. Il comando della batteria contraerea situata nello zoo comunica che a sparare sono cannoni che hanno al massimo un calibro di 10 o 12 centimetri. Le batterie russe devono essere nei dintorni di Marzahn. A nemmeno 12 chilometri dal centro di Berlino. I russi sono già così vicini. Dovrei far impiccare quelli che sono al comando della Luftwaffe. Questo è inaudito. Inaudito! Ho i russi a 12 chilometri dal cuore della città. Ma perché me lo dicano devo essere io a chiederlo? Mein Führer, forse sono davvero cannoni a lunga gittata. Lei ha parlato di un ponte ferroviario sull'Oder. Sciocchezze!